un interessante convegno oggi svolto qui dalla UIL Agrigentina per evidenziare determinate crisi del settore un po' in generale. Sì, oggi stiamo dando i numeri, i dati della drammatica crisi che attraversa Agrigento e la sua provincia. Tra l'altro coincidono con quelli usciti nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore e d'Italia Oggi, che vedono retrocedere sempre di più. La situazione generale della regione siciliana non aiuta, sono di queste ore le preoccupazioni rispetto alla manovra di bilancio della regione siciliana, che intende tagliare i trasferimenti ai comuni, al trasporto pubblico, bloccare tutto, e questo rischia di peggiorare ulteriormente le cose. Noi come sindacato non siamo disponibili a continuare a subire questa situazione, occorre un cambio di passo, occorre dire basta. Questa terra ha grandi opportunità che continuano a essere non sfruttate. I nostri figli devono avere la possibilità sì di andare anche fuori ad allargare i loro orizzonti, ma poi a poter tornare per mettere a frutto quello che è il più grande patrimonio di questa terra, l'intelligenza e la capacità dei propri figli. Un gap tra il sud e il nord che aumenta sempre di più. È un gap tra il nord e il sud che aumenta sempre di più e ci preoccupano anche queste norme che stanno per essere promulgate sul regionalismo differenziato. Se come sembra il criterio è quello di utilizzare la spesa storica, chi ha avuto continuerà ad avere e chi ha avuto meno continuerà a essere sempre più indietro. Se passa questa idea di egoismo, questo paese, tutto il paese, non ha dove andare. Massima condivisione dell'iniziativa. Ci siamo sentiti nel dovere di organizzare questo convegno per presentare all'organizzazione i veri dati della crisi socio-economica. Abbiamo confrontato i dati che ci ha fornito il Sole 24 Ore con quelli che aveva dato prima Italia Oggi, poi mescolandoli con i nostri dati, che sono i dati di un sindacato che è sempre presente sul territorio, un sindacato che vive le problematiche dei lavoratori. Cosa può fare il sindacato per ovviare a questa grave crisi? Beh, lo abbiamo fatto già da anni, quantomeno già il sottoscritto assieme al gruppo dirigente lo fa da 4 anni, cerca di stimolare le amministrazioni locali, cerca di stimolare la deputazione nazionale, regionale e nazionale a invertire la rotta. Qua non si può giocare da soli, ma bisogna un lavoro di squadra per cercare di invertire le criticità che vive questo territorio. Purtroppo il divario tra nord e sud aumenta giorno dopo giorno e vediamo continua emigrazione dei giovani che vanno via purtroppo dalla nostra provincia. Il divario aumenta, poco fa ne parlavamo nel convegno, lo dimostrano anche i numeri che riguardano il reddito di cittadinanza e quota 100. Il quota 100 interessa di più il nord, il reddito di cittadinanza interessa di più il sud, quindi questo sta a dimostrare che c'è grande sofferenza nel sud e quindi bisogna cercare di invertire la rotta. Una UIL sempre più presente nel nostro territorio. Sì, ho presentato questa sera una UIL che è cresciuta nei numeri. Eravamo un'organizzazione che nel 2015 contava circa 11.000 iscritti, oggi l'ultimo dato nazionale ci consegna un'organizzazione che ha oltre 20.000 iscritti, quindi un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutto il gruppo dirigente della UIL.